Ancora una buona giornata, saluto l'ospite di questa mattina che è il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati. Buongiorno Steccati. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. E un buon anno, visto che non ci eravamo visti prima. Allora, partiamo da questa strana epifania con il vecchio venerando che ha acceso il Pignarul Grand, ma non tan Grand perché era un po' più piccolino rispetto alle passate edizioni, dice fino a Pasqua e poi se Dio vuole svoltiamo. Sì, il vecchio venerando ha fatto il suo lavoro, un lavoro difficile, ha interpretato il fumo in questa maniera. Quest'anno organizzare il Pignarul è stato molto complesso. Colgo l'occasione per ringraziare i Pignarulars ovviamente, la Proloco, i volontari, gli alpini, la polizia locale, la squadra di protezione civile e volontari antincendio, tutti quelli che hanno lavorato per fare in modo che questa tradizione di Tarcento, ma non solo di Tarcento, di tutto il Friuli, sia potuta mantenere, anche se in condizioni, come lei ha già detto, diverse. I Pignarul sono stati fatti anche in luoghi diversi, sono stati di dimensioni ridotte, ma comunque tutto si è svolto per il meglio e c'è stata una grande dimostrazione di senso civico, di responsabilità da parte dei cittadini anche. Ecco, vediamo proprio le immagini che fanno riferimento all'accensione di 2 giorni fa. Il premio Epifania invece verrà anche in questo caso si farà, ma con numeri estremamente ridotti invece il venerdì prossimo alle 18 nella sala Margherita. Che sensazione ha avuto a salire a Coia trovando il piazzale praticamente vuoto? Molto strana, surreale. Era la prima volta che ho partecipato a molti Pignarui e c'erano migliaia di persone. Questa volta eravamo, non so se una trentina, la maggior parte erano giornalisti o cineoperatori. È stato un fatto simbolico ma molto importante. A Tarcento, ma non solo a Tarcento, questa tradizione è molto sentita. Ricordiamo che dal 1928 che noi siamo stati incaricati, perché non è una manifestazione tarcentina, è una manifestazione friulana, di seguire quella che è la liturgia del fuoco. Assieme a Cividale e a Gemona, Tarcento può essere considerata, buon titolo, fra le capitali di quelli che sono i riti epifanici. A noi, alla Proloco, compete appunto la liturgia del fuoco. È una cosa molto importante, molto sentita, proprio già fin da piccoli. C'è questa eccitazione di voler fare queste pire, guidate dagli anziani. Ovviamente quest'anno è stato tutto diverso. Anche a lavorare bisognava stare a distanza, bisognava evitare a ogni costo gli assembramenti perché dobbiamo rispettare le regole e questo abbiamo fatto. Un aneddoto che secondo me è importante, anche commovente, in giro per il mondo ci sono ancora molti focolars furlans, ma anche gruppi di cittadini friulani che accendevano il Pignarul in giro per il mondo dove si trovavano dai migranti, lo accendevano sincronizzandolo sull'ora del Pignarul di Coia. Ah, quindi un filo conduttore. Un filo conduttore, una volontà di mantenere il legame sempre, questo cordone ombelicale con l'Italia, con il Friuli e ovviamente con Tarcento. Allora Sindaco, proviamo a entrare in municipio. Intanto come stiamo dal punto di vista dei contagi a Tarcento? I numeri sono ancora alti? Sì, i numeri sono alti, dati di ieri 173 positivi e una quarantina che in quarantena obbligatoria. Coincide molto la presenza della casa di riposo? Diciamo che adesso la casa di riposo la situazione è migliorata rispetto a quello che era un mese fa, quello è vero. E adesso probabilmente i nuclei familiari tendono a essere, come dire, isolati nella loro interezza, mentre prima no. Senta, il Covid vi ha messo un po' come in altre amministrazioni comunali, credo negli oltre 200 comuni del Friuli Venezia Giulia il bastone fra le ruote. Dobbiamo dire a personale come state a Tarcento? Personale in comune? Diciamo, il personale possiamo dire che sono stati contagiati soltanto 3 dipendenti per adesso, di cui 2 totalmente asintomatici, uno invece ha avuto appunto i sintomi. Per adesso non abbiamo nessun caso.
Perfetto, quindi siamo a zero. Sì, In come questo personale momento. sì, in questo momento sì. Oh, consideriamo che fra il personale terziento abbiamo anche quelli del servizio sociale, che sono circa una cinquantina di persone, fra assistenti sociali e assistenti domiciliari, che fanno il tampone spesso, quindi sono controllati. Per adesso ci risultano 0 contagiati. Senta, quanto la preoccupa? Citavo prima la situazione dei concorsi bloccati, è un problema piuttosto importante per voi. Questo ci preoccupa e anche ci indispone, se vogliamo, perché proprio sarebbe il caso adesso di fare questi concorsi, perché gli spazi per fare concorsi ci sono, e in questo momento di crisi sarebbe bene individuare il personale che dovrà subentrare quando ci saranno ricambi generazionali per pensionamento o altro. Quindi adesso è il momento di prepararsi, non fare concorsi dopo, quando spero prima possibile, mi auguro prima possibile, torniamo in una condizione di normalità e avremo bisogno di tutte le forze possibili per poter recuperare il tempo perso. Senta, nonostante il Covid, qualche lavoro è stato avviato, altri sono imminenti. Sì, qui siamo anche moderatamente soddisfatti, senza trionfalismi. È vero che è stato tutto rallentato, perché le procedure sono state tutte rallentate, però adesso ci tengo a sottolineare, insomma, a ricordare che abbiamo in itinere le procedure di gara per la realizzazione della pista ciclabile, che unirà quella che proviene da Magnano Riviera con la frazione di Molinis. Si tratta di un investimento di circa 1.300.000 euro. Siamo in gara per la realizzazione del parco attrezzato Vivanda, sono circa 700.000 euro. Si tratta di recuperare un'area dove c'era un campo sportivo storico, dove giocava la Tarcentina, in centro al paese. Oggi, proprio in questa settimana, nella giornata di oggi, questa settimana, il tempo permettendo, cominceranno i lavori di sostituzione di tutti i punti luce di illuminazione stradale. Verranno sostituite con lampade a LED per riqualificare, migliorare l'impianto sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista funzionale. Questo è un intervento molto importante che riguarda Tarcento e tutte le frazioni. Si tratta di circa 2.200 punti luce ed è un lavoro che ci ha impegnato per circa 3 anni, una procedura che ci ha impegnato per circa 3 anni. E ultimamente, anche qui è stato individuato, quindi abbiamo già fatto tutte le procedure, autorizzazione, progettazione e tutto, è stato individuato la ditta, la società, che realizzerà i lavori di messa a norma, di riqualificazione, diciamo, di vulnerabilità sismica delle scuole elementari, le scuole primarie di Viale Matteotti. Senta, tornando all'impianto luce, utilizzerete ovviamente i LED? Sì, tutte le lampade attuali verranno sostituite con lampade a LED. Ecco, proprio nel telegiornale di ieri, parliamo d'altro, lei ha accennato alle scuole, Morettuzzo, Patto per l'Autonomia, ha manifestato preoccupazione riguardo alla ditta che credo abbiate utilizzato anche voi per il discorso del trasporto scolastico, sì. che ha qualche, diciamo così, problema nel pagamento degli stipendi. Questo è un fatto, questa vicenda ci ha come dire, trovato coinvolti insieme a molti altri comuni del Friuli Venezia Giulia nel lotto che la ditta Tundo ha vinto, e nei fatti si è dimostrata questa ditta all'inizio inadempiente su molti fattori, su molti aspetti. Dopodiché siamo riusciti a partire con l'appalto con il servizio si sta svolgendo per quanto ci riguarda, per quanto sappiamo regolarmente, però abbiamo anche noi saputo di questo problema che è stato segnalato dalla CGIL, mi pare, in cui la ditta non è inadempiente nei confronti del pagamento degli stipendi ai propri autisti. E questo chiaramente ci preoccupa, adesso vediamo, ci consulteremo anche con gli altri comuni e con la regione per vedere che cosa fare. Senta, lei è in scadenza di mandato assieme ai suoi colleghi, ha idea di quando si potrà votare a Tarcento? O il Covid pone... No, non ho nessuna... La scadenza naturale dovrebbe essere i primi di giugno, le elezioni l'altra volta, l'ultimo mandato sono state il 5 e il 6 giugno del 2016, quindi io non ho nessun segnale, immagino che sarà regolare. Lei si ricandida? Sì, io sono disponibile, ho già dichiarato che sono disponibile e sono pronto. Senta, quanto pesano i partiti e quanto le persone? Guardi, a livello locale pesano molto le persone, però non dobbiamo dimenticare, ed è anche giusto che siano i partiti ad avere anche, come dire, di dare l'indirizzo politico, perché si deve ragionare su alcuni temi in particolare, si deve ragionare a livello sovracomunale.
ormai non è tempo più soltanto di guardare al proprio orticello, ma bisogna avere delle strategie che devono come dire, essere coordinate per quello che riguarda, pensiamo a politiche tematiche ambientali, viabilità e quant'altro. Ecco, appunto anche il discorso del trasporto scolastico non si poteva risolvere e non si può risolvere a livello solo locale. Sì, è un problema che ha riguardato un po' tutta la È regione. arrivato, nel nostro caso è andata male, nel senso che la ditta che si è risultata vincitrice dimostra queste problematiche, per cui ci dobbiamo comportare di conseguenza. Senta, lei è notoriamente un uomo piuttosto diretto. Che cosa ha funzionato in questo mandato e cosa no? Ma l'approccio pragmatico alle questioni funziona sempre, però presenta ovviamente anche il rovescio della medaglia. Essere proprio diretti e proprio pragmatici qualche volta forse vai a calpestare i piedi a qualcuno o a qualche gruppo diciamo, di persone che magari ritiene che tu non debba fare quel tale intervento quando invece tu sei convinto di doverlo fare. E qui ci può essere lo scontro, ma ci sta insomma il gioco delle parti. Ecco, a livello di pianta organica, Tarcento sta bene, sta male? No, in pianta organica diciamo che abbiamo un grosso ricambio generazionale adesso, abbiamo avuto proprio a combinazione l'anno scorso dei pensionamenti anche di figure storiche diciamo dal punto di vista del servizio nel comune. E la pianta organica è carente per quanto riguarda alcuni settori. Non certamente, secondo quello che penso io, per quello che riguarda il settore tecnico, cioè il settore amministrativo, mentre per quello che riguarda il settore tecnico servirebbero più persone, viste anche le problematiche che abbiamo a Tarcento. Senta, comunità della montagna neonata, a cosa servirà? Siamo abituati, purtroppo in 10 anni siamo partiti dalla comunità di montagna Torre del Tesoro e Collio, siamo passati a Luti, adesso siamo alla comunità di montagna. Servirà a dare risposte ai cittadini, risposte concrete, ma torniamo al discorso di prima, la politica deve essere decisa e siccome hanno istituito e hanno voluto istituire con il consenso dei territori questi nuovi enti, bisogna fare in modo che si lavorino, perché lavorino servono risorse e parlo di risorse prima di tutto personale, secondariamente parlo di finanziamenti. Quindi non servono le scatole vuote? Non servono scatole vuote, anzi fanno arrabbiare la gente perché si creano delle aspettative e poi queste non possono venire giustamente, non possono venire logicamente soddisfatte. Senta, il Venerando ha detto che da aprile cambia e in meglio. Che cosa si augura per il 2021, Sindaco? Ripeto, il Venerando fa il suo lavoro che è molto difficile. Io cerco di fare il mio e mi auguro, e auguro soprattutto a tutti, che sia un anno di transizione, ma una transizione veloce che ci porti a quella normalità che tanto ci manca. Allora, io ringrazio, sono le 7:45 spaccate, qui chiudiamo l'intervista con il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, buon lavoro. Grazie anche a lei e a voi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi c'è ancora un po' di rassegna stampa.